Buonasera a tutti, BCTV, scusate il ritardo, ma sono arrivato tardi in redazione, quindi non è stato possibile mantenere il stesso orario, abbastanza cose da chi si pone, mi hanno telefonato urgente intanto, e poi dopo che sono arrivate, quindi non ho fatto in tempo. Cominciamo il diretto da Sadie, una bella die, oggi si presenta, eccola qua. Adesso vedendo in fotografia su che lo libero, fatta qualche nughetta gai in funno, ma poca roba, quindi si presuppone che oggi sia una bella dia. Si viene sì e le già previsto, Baia previsto vina sproie, ma comunque potete dare chi su Saravallo ha cambiati di mulderetti tenara su Saravallo, ecco, non era vedi, a quest'ora mezzo coccolato, ma in effetti no, per che lo è libero, 12 gradi temperatura massima, 7 gradi la minima e non mostra taba verso la 8, la 9 de 0. Crasa invece abbiamo già potuto dire, sabato, che deve essere stata sfilata e meno male che l'hanno rinviata, quasi noi è stato veramente un problema estate. Poi hanno spostato pure dal data dessa sala, adesso comitato del Santo Iogli, come poi la vedremo, come la hanno spostata, comunque però Crasa 9 gradi temperatura massima, 7 gradi minima. E gli era visto, batapitu danno, risaida, batapitu un carrotto uno, anzi mi sono dimenticato di porre in rubrica, ma come vi l'aggiunghiamo, un attimeddu che l'aggiunghiamo, che rappresse c'è stata tanta, ecco qua, batapitu, l'aggiunghiamo diretto in relazione. Ecco qua, gli arrivano a Como, intanto cominciamo a dare l'onore, insomma, la prima cosa a ciò che viene a mancare, a Costa Ida, toccamento de Dolo, in Roma, 89 anni, finché il morto Antonio Doneddu, Gatti Uttola, Fizzo de Peppe di Aulo, Babbo de Marina, Giampiera e Totto, frate de Nicolino, Piero Venanzieri, de Diego, è Pasqualina ed è Sabbiata de Manzeledda, che Gattia Farina, insomma, che è morta, mi pare che s'hanno colato 2 anni fa. Antonio Fiammasto Ferreri, da esempere, prima con suo babbo, il Lopio, a Pusti la Taberto Sovraile in via Nobixio. In effetti, sa prima di domo chi bestia, ma non manca de Vianino Bixio in Piazza de Boetone, Dumbarelli e de Giovanna de Ernesto, ma in cui bisogna Solfena, a cara. E come Sovraile este, come este in via Santo Tommaso, che bisogna appunto lavorare su isso. L'intero è sabato 14 a Manzano, in Saccaia del Santo Iulio, l'orario uguale non lisco, ma comunque sta a Manzano, adesso verso il decca e mesa, condolente le pazienze a famiglia torto da parte del Bizzi TV. Ecco. Il beato di Antoni, ma ecco, è scusto, sabato che mi hanno mandato la famiglia. Bene, poi dimos appunto il danno che sono stato fatto, che ha fatto Juventus, vedete il vederne queste costumi, queste sabia che è andata a su Camposanto, che in queste trazzande viene su Cavo, che hanno seccato la scamba per poter colare, può non toccare te sun, insomma, però poi la Juventus l'ha torturata come praticamente verso Cavo che è tirato. Poi in che rotto giorno che veste in Domo Dessari praticamente, in via Cavallotti, con su pure scorcato e poi come l'hanno tutto seccata all'inna, insomma, e hanno liberato sul loco. Bene, questo sono soldando, lo ben fatto, così qua ponere Zaida in emergenza. Bene, andiamo da innanzi. Attenzione, variazione de data in su carrasecare Visichesu. Intanto abbiamo già visto che già sfilata è spostata da Sadie 14 a Sadie 21.
Questo poi ha causato un spostamento della sala già organizzata già dal suo comitato Giulio 2024, cioè praticamente tutto ciò che ne ha fatto su 14 che ne ha fatto su 21 e tutto ciò che ne ha fatto su 21 ne ha fatto su 14, che quindi ripeto che era solo l'appuntamento su 14 deve aglio, cioè crasa, te danzante, posso il minore, dai salvatelo a sa 7, questo è su 14. Poi, sempre su 14, crasa, sala prodotto, dai sa 8 a mezzanotte. Sempre scrasa su 14, sa sala del carnevalone, ore 14, no, allora, la sala del carnevalone, va a attaccare chi sbagli, no, che poi lo correzzimo, ecco, no, che veste poi la sala del carreseccare, da essere al 22, da essere al decche, appunto dopo già a de Sacchena in piazza, e poi questo è il decorrezire, insomma, la sala del carnevalone è stesa su 20, su 14 che veniscono per una camera di altra maniera come da mezzanotte in poi sempre la sala del carreseccare è adesso su 21 da Saldecche in poi dopo si sfilata ed è Sachena in piazza, poi questo lo corretto, non fa commento, lo calapuato come che mi hanno telefonato e va a qualche cosa che non torna, comunque sul battore di chiamo, lo te danzante posso il minore, poi la sala prodotto da Sasotto a mezzanotte e poi la sala del carnevalone da mezzanotte in poi. Chi è già in sala può restare. Su 21 invece che è la via di sfilata, sa sala da carasecare da Saldecche in poi, dopo si sfilata e Sacchena in piazza. Su comitato arreata tutto, per fare che festa tutti impare. Bene, intanto poi vamos la domenica a Binnichi, de Breaglio, lo Festival de Sospizzinnoso, in su salone de Sariston da essa schimbe in poi a essere accompagnato la prestazione del Sospizzinnoso da essa musica adesso Probanias Band, come a Donzanno. Andiamo da innanzi, vediamo sulla prima pagina del Sol Giornale, questa è Unione Sarda, Energia, la voce della Sardegna, 4 marzo arriverà in commissione la Pratobello 24, forte di 210.729 firme. Il vento sferza l'isola, il dolore di tutta Tortolì, va successo d'anno. Iglesias SOS per i veleni, siamo danne adesso adesso praticamente Gianna e Luas adesso porto verme SRL che non mi hai dato pure eresi. La nuova, prima pagina, l'isola spazzata al vento, 4 feriti, danni e disagi. In tutta la Sardegna 500 interventi per i vigili del fuoco. Poi la regione impugna la legge sulle rinnovabili, di un articolo poi che bestintro. Entramos in provincia di Nuoro, la prima cosa è questo progetto del comune con Mater Olbia, tumore al seno, prevenzione. Il comune di Bitti partecipa al progetto Mater e Comen e rinnova la collaborazione tra il Mater Olbia Hospital e Comen Italia, associazione impegnata nella lotta contro il tumore al seno. Prevista Open Day di prevenzione nelle strutture del Mater Olbia Hospital. L'assessore dei servizi sanitari e della salute del comune di Bitti, Pietro San, fa sapere che il 26 febbraio dalle ore 9 alle ore 14 saranno coinvolte 20 donne di età inferiore ai 40 anni per una visita e un'ecografia mammaria.
non è necessaria l'impegnativa, ma il viaggio a Olbia a carico degli utenti. Per prenotare, contattare i numeri 0784 41 44 05 il lunedì, mercoledì e venerdì, ore 9, 13, poi 15, 18 e 30. Allora dalle 9 alle 13:15 e dalle 15 alle 18:30. Diciamolo, quindi a 9 Manzano a 1:15, poi da Sastrese viene da Sassese e Mesa. Di martedì e giovedì invece dalle 15 alle 18:30 sulla Bortedie, oppure inviare email alla biblioteca comune NU entro comune biblioteca cocheda.bit.nu.it entro il 20 febbraio. Poi dopo pubblico tutto commento, dato che dal comune non mi hanno mandato nulla. Il giallo del medico disposta l'autopsia del consulatore che il morto è in nugolo e non si iscrive il morto, quindi come bata a un problema degli stabilire è bata ipotesi di autopsia. L'intossicazione per ora resta l'ipotesi privilegiata, ma si scava nella vita privata. Tanti interrogativi, la procura indaga per la morte in conseguenza di altro reato. Morte come conseguenza di altro reato, e questa è l'ipotesi scritta nel fascicolo aperto alla procura per fare luce sulla morte di Riccardo Ferrarelli, il medico di famiglia 38enne trovato senza vita mercoledì nel salone della sua abitazione di via Montale a Nuoro. Un atto tecnico che consente agli inquirenti di svolgere tutti gli approfondimenti necessari senza escludere alcuna pista. La sostituta procuratrice Elena Tressi ha affidato le indagini alla squadra mobile e disposto l'autopsia che sarà eseguita lunedì dal medico legale Matteo Nioi. Determinante sarà accertare con precisione l'orario del decesso, stabilire quando è morto. Il medico potrebbe stabilire quando è morto, potrebbe chiarire se fosse solo in casa o se qualcuno abbia avuto accesso all'appartamento nelle ore precedenti. Intanto scoppia il problema per migliaia dei suoi assistiti. Sarà attivato l'ascolto, cioè praticamente dice come hai 1800 pazienti in cura, e questo 1800 pazienti in cura come sono che ne dottore e a quanto pare viene affidato da Sascot. Operaio travolto da un albero, alberi sradicati e massi caduti. La tempesta ha spazzato il territorio da Orosei a Olbia, da Bitti aperta del luogo, quindi bestia finale. Su che è successo in Bitti, infatti bestia questa fotografia dei Noche che è via a Tolmino. Allora, danni e ancora danni, non si contano gli interventi che hanno visto impegnati i vigili del fuoco su vari fronti. Le raffiche di vento non hanno lasciato tregua nel Nuorese né all'Ogliastra. Numerosi disagi segnalati in tutte le due le province. L'unica nota positiva è arrivata ieri sera dalla stradale 129 trasversale sarda, riaperta al traffico dopo che l'altro ieri era stata chiusa tra Orosei e il bivio Peronifai. Sulla statale 198 di Seui e la Nusei invece la caduta di alberi sulla carreggiata tiene ancora interdetto il traffico in entrambi i sensi all'altezza di Lanusei. Ad Olzai intanto il rischio è stato davvero grosso, enormi massi sono franati sulla strada Ziscala, la storica mulattiera che collega Olzai a Eolollai, che viene utilizzata per raggiungere l'antico mulino ad acqua. Fortunatamente al momento del collo nessuno vi transitava. La caduta dei massi di diverse tonnellate è stata avvertita per via del forte boato dagli abitanti del rione Santa Sofia e Murui ed è avvenuta in tarda mattinata. E in Bizzi, insomma, benché dalle scritte bisogna così via Tolmino e poi la via del Camposanto.
Allora, in Cornenara De Vizi, Gravidanne, San Pietro, niente, De Vizi non è. Andiamo da innanzi, rinascono i dipinti degli Are, il capoluogo, poi il capoluogo è Nugolo, quindi Fonni, Orani, Tonara e Triei siglano un accordo di programma 100.000 euro dalla provincia per promuovere e tutelare gli affreschi del Settecento, cioè questo stesso affresco che noi abbiamo pintato a bianco a ducotone del sumenzo in modo tale da non si rene prusino che vederne bovetas cupa che le a botte di una creia tutto pintata, beh, questa creia di vizi prima di bicolare sul ducotone, quindi io gli biti stato uguale questa pittura e abbiamo entrato noi in questo progetto di recupero del sovrafresco, magari no este. Che noi siamo il moderno e quindi creiamo questa creia bianca, luminosa e va bene. La Pratobello adesso è in agenda dal 4 marzo la parola al Consiglio. Enti locali, sindacati e associazioni, la Regione non può ignorare tutte quelle firme. Falconi, Anci e Locci del CAL è il volere di 210.729 cittadini, quindi come comincia a corsa così intestare. Questa il film alla Portobello 24 sarà discussa in seduta congiunta dalle commissioni quarta, energia e industria e quinta, urbanistica, mercoledì 4 marzo alle 10.30. L'anticipazione arriva dal Presidente della Giunta della Quinta Commissione Antonio Solinas, con la conferma che si inizierà con l'audizione dei comitati, dai comuni ai sindacati, dai commercianti agli artigiani, cuore di un'economia che non si rassegna a morire sotto una distesa di parchi eolici e fotovoltaici. Da lì si leva un messaggio di condivisione. Quando 211.000 firme sardi firmano una protesta di legge, la politica non può limitarsi a prenderne atto. E va bene, i sindacati, i commercianti, gli enti locali, fili all'hotel. Intanto oggi alle 17.30 al T-Hotel di Cagliari, conferenza del Comitato Libera Caralis con Mauro Pili sul sistema Pratobello 2026, la nuova frontiera per la difesa della Sardegna. La legge Pratobello 2024, sottoscritta a 210.000 eccetera eccetera, è la più imponente iniziativa popolare della storia della Sardegna. Mai tanti sardi avevano condiviso una proposta organica per il futuro della nostra terra. È iscritto nella presentazione della conferenza Pratobello 24, è un patrimonio che va salvaguardato ad ogni costo, senza farsi ingannare da una giunta regionale che si è mostrata inadeguata e incapace di qualsiasi proposta seria e concreta, quindi come incominciata di sfruttamento politico. Dico sal firma, audizioni nelle prime sedute, Ligioi, M5 Stelle, noi contro gli speculatori, blindare la competenza urbanistica. Adesso c'è una data, l'esame della Pratobello in Consiglio regionale inizierà mercoledì 4 marzo, quindi tra 2 settimane. Il testo assegnato alle commissioni urbanistiche e attività produttive presiedute rispettivamente da Roberto Ligioi, M5 Stelle e Antonio Solina della PD, che si riuniranno in forma congiunta. Le prime sedute saranno dedicate alle audizioni dei presentatori della proposta di iniziativa popolare, ma anche, come anticipato da Ligioi, di costituzionalisti. Utilizzeremo tutto il tempo necessario affinché sia chiaro, oltre ogni ragionevole dubbio, quale sia la strada da seguire. E va bene. Vamos ad innanzi. Rinnovabili nell'isola solo pale e pannelli, quasi inesistenti gli altri modelli di energia. Lo studio internazionale di geotermoelettrico è la fonte più pulita su cui puntare. Manaramitue. Dall'idroelettrico al motondoso, progetti ed investimenti irrilevanti. L'idroelettrico carenare il diga, se appena si pone a fare una diga, poi vi costituirete un comitato contro casa diga invasiva, cante invasiva,
sapale eolica, poi questo geotermoelettrico deve poi caricare batteria del cellulare, se non provate. La bussola sono stati i dati Terna sulla produzione di energia da fonti rinnovabili. È qui che poggia la stranezza Sardegna, meritevole di una comparazione con il resto del paese, soprattutto nell'eventualità di una correzione di rotta, perché la nostra isola sta costruendo la transizione verso il green quasi solo su eolico e fotovoltaico. Eppure il Journal of Cleaner Production, Bibbia scientifica sulla sostenibilità ambientale, una delle più prestigiose riviste internazionali, indica il geotermico come la fonte più efficace per diminuire le emissioni di CO2, seguito dall'idroelettrico, ma in Sardegna l'uno e l'altro sono opzioni energetiche inesistenti o marginali, al pari delle nuove tecnologie capaci di sfruttare il moto ondoso. Quadro nazionale, dunque si apre un caso nel cammino della nostra regione verso il target europeo 2030 sulle rinnovabili, un obiettivo che per l'Italia prevede una potenza installata di 107 gigawatt, di cui 6,2 in Sardegna. L'assegnazione è arrivata prima con il decreto Draghi nel 2021, poi attraverso il picchetto Fratin 2024. In entrambi i decreti la quota da raggiungere è genericamente indicata come energia verde, ma dall'esame delle tabelle Terna, la SpA, che in Italia gestisce le reti di trasmissione, si ricava lo squilibrio ascrivibile alla nostra isola, quasi in un unicum nel contesto italiano, caratterizzato invece da questa ripartizione: 39,5% di idrico, cioè la produzione di elettricità con l'energia cinetica generata da grandi masse d'acqua, 53,130 gigawattora, 26,8% di fotovoltaico con l'utilizzo del sole, 16,6% di eolico, quindi la cattura e la conversione del vento, il 12,8% di bioenergie, che è il bruciare comunque qualche cosa, ricavate dagli scarti di materiale organico, poi 4,2% di geotermico, che serve del calore della terra, 5,674 non si scrittite megawatt a essere, non penso che siete gigawatt ora. Va bene, poi li studiamo perché in pura attenzione questo. Schael, direttore generale della sanità, torna parecchio ha deciso di ponere questi Schael, uno tedesco, e sa direttore generale della sanità, che praticamente fa che è una specie di assessore, il manager di origine tedesca, indicato ieri dalla giunta Todde. Ancora una volta Alessandra Todde ha deciso di mantenere la barra dritta, voleva Thomas Schael, direttore generale in assessorato alla sanità, e a dispetto di forti perplessità del PD ieri lo ha nominato. Adesso, raccontano fonti della maggioranza, sarebbe anche pronta a indicare i manager dell'ASL, che il 31 gennaio aveva lasciato scoperte Cagliari e Olbia, ma anche Sassari, se è vero che il DG appena reintegrato per effetto della decisione del TAR, Flavio Sensi, sta per lasciare la guida dell'ASL per andare a dirigere l'azienda Multi SS Sassari. La Presidente potrebbe sciogliere le riserve anche oggi. Vabbè. Aiuti ad Abbanoa, al via il procedimento per la restituzione. L'iscritta di finanziamento che sa regione ad Abbanoa, che poi la comunità europea non accetta, e quindi tocca a Abbanoa lo storrete. Il procedimento di autorecupero dell'aiuto di Stato concesso ad Abbanoa è iniziato. Ieri la Giunta ha approvato la delibera di avvio in vista della restituzione di un importo pari a 227 milioni di euro, di cui 187 milioni corrispondenti all'intera
componente capitale dell'aiuto più gli interessi maturati di circa 40 milioni da ricalcolarsi alla data effettiva della restituzione. La decisione di restituire la somma era stata votata a dicembre dagli azionisti di Abanova con il 92,1% dei voti favorevoli. Si delibera anche la volontà del socio regione, si legge in una nota, di manifestare in sede di assemblea dei soci di Abanova SpA il proprio interesse a mantenere una partecipazione azionaria fino alla misura del 20%, quale quota massima di partecipazione al capitale, al fine di definire le congruenti modalità di restituzione dell'aiuto di Stato. In pratica, lo aveva spiegato Alessandra Torre all'assemblea dei soci di 2 mesi fa, la Regione diluirà la sua partecipazione in Abbanoa e i comuni rafforzeranno la loro partecipazione. È iniziato l'esame del disegno di legge della Giunta per una nuova disciplina del sistema di protezione civile regionale. Questo non c'entra nulla, è un articolo ambiente. Un altro avvio si registra in Consiglio regionale relativo al disegno di legge per la nuova disciplina del sistema di protezione regionale, anche legata al cambiamento climatico, alle crisi sanitarie globali e ai flussi migratori connessi agli scenari di guerra. Quindi una ristrutturazione in questo senso. Disastro a Genna e Luas, nessuna deroga alla Portoverme SRL, l'ha poi spiegato ieri, ha chiesto a Portoverme SRL, praticamente ha chiesto una simulazione di lavorazione che poi praticamente è uno smaltimento come generato in italiano, cioè usare la Sardegna come montonaglio. È chiaro che prima o poi questo montonaglio veniva fuori, insomma, che abbia supercolato, saba che vi proetta sopra a carchilo annata e in un beannata andata a inquinare il rivoso cantubata, insomma. Un inquinamento incredibile, che si tratta di piombo, si tratta di materiale che viene dalla lavorazione del acciaio. L'acqua rossa che scorre nel Rio Santa Barbara spaventa agricoltori e allevatori, mentre le indagini del Corpo Forestale si concentrano sulla discarica di Genna Luas. I sindaci corrono al riparo con ordinanze che vietano l'utilizzo dell'acqua contaminata e la provincia bacchetta Portoverme SRL, nessuna deroga, via il percolato in eccesso dal Sulcis Iglesiente, cioè praticamente è una cosa manna questo discarica, non da poco conto, è tutto guardiato, non so, il riflettore, eccetera, eccetera, il faro, insomma, non si vede bene, tipo un campo di concentramento di pratica este, come si vede a girone, si sbiarci in una strada laterale e là che una pista ed è già abbastanza alta, insomma. E hai una autorizzazione per un altro piano, ma poi la Portoverme SRL ha fallito, che non gli conveniva più, insomma. Occhi puntati sulla diga del Cicerri, la reazione, il sindaco di Carbonia firma l'ordinanza esposto degli ambientalisti. Non è la prima volta che l'acqua diventa rossa, ora vogliamo sapere quali rischi stiamo correndo. C'è grande preoccupazione nelle campagne che si estendono nei territori comunali di Carbonia e Iglesias, dove i sindaci Pietro Murito e Mauro Osai hanno emanato 2 ordinanze. La prima, quella di Iglesias, era arrivata mercoledì. Ieri è stata diffusa quella di Carbonia, con la precedenza che come la precedente vieta l'utilizzo per agricoltori e per l'allevamento e ogni altro uso dell'acqua del Rio Santa Barbara e dei pozzi della zona, finché non verrà scongiurato il rischio della contaminazione della falda acquifera. Pensate tu a razza del disastro. E noi siamo su montonaglio di tutti i fumi di acciaieria del mese Europa praticamente. Abbiamo fatto venire un referendum su questa cosa e purtroppo l'opposizione sindacale e pur dessa creia che ha
associato alla fecondazione assistita, sul referendum che viti su questa fecondazione assistita, e la CREA ha invitato di non andare a votare per questioni, insomma, morales ecclesiasticas, e lo sindacato lo che si scusa che se non licenziano gli operai della Porto Verme SRL, e quindi prima o poi sul disastro arrivai a tal dunque, insomma, e infatti le sta arrivato, ma il disastro non è riconducibile, cioè non è che si può fare che qualche cosa, oramai si può fare che nulla, cioè cercare di collire questo percolato in qualche maniera per lo depurare, che ne spesa incredibile, e comunque cusarga che sono più di 0 milioni di metri cubi, resta sempre in cue, non la queria nessuno e l'hanno bauta in occhio e desti in cue. Pecorino, un piano per dare stabilità, export minacciato da dati e filiera, il consorzio incontra l'assessore. Il presidente Maudi: serve una strategia di lungo periodo per il settore, cioè non cominciare a si pone sul problema, certo che questo dazio qualche problema l'hanno creato. Lingua blu, arrivano gli indennizi, 21,7 milioni alle aziende. La lunga attesa non è stata vana, è stata firmata ieri infatti la determina regionale che dispone la concessione degli indennizi a favore delle aziende danneggiate dall'epidemia di lingua blu, oltre 21,7 milioni di euro destinati a 3.524 beneficiari. L'assemblea enti locali dal 19 al 20 febbraio, assemblea dei piccoli comuni, 19 e 20 febbraio al Roma Convention Center, la Nuvola, si terranno gli stati generali dei piccoli comuni, 2 giornate di confronto dedicate alla capacità amministrativa e alle sfide quotidiane dei comuni di minore dimensione demografica. Un'occasione per dare voce ai territori, condividere esperienze e contribuire all'elaborazione di proposte concrete da rappresentare alle amministrazioni centrali, costruendo insieme nuove soluzioni per il rafforzamento istituzionale. Allora, un premio al biologico fino al 26 aprile. La candidatura agli EU Organic Award 2026 sono aperte fino al 26 aprile e premiano le migliori iniziative nel settore del biologico europeo. I premi valorizzano eccellenza, innovazione e sostenibilità lungo tutta la filiera, con 7 riconoscimenti in 6 categorie. Possono partecipare agricoltori, regioni, città, PMI ed altri attori che promuovono la produzione ed il consumo biologico. Lo sito in un bannare è www.sinab.it. Andiamo verso le ultime pagine, ecco qua. Agire subito per salvare l'Europa. Mario Draghi, pungola l'UE, accelerare sul mercato unico e muovere i risparmi. Berlino, Albanese si dimetta, anche la Germania si accoda alla richiesta di Parigi. Il cerchio si stringe. Il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul ha chiesto le dimissioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi. Francesca Albanese, a seguito di dichiarazioni da lei rilasciate durante una conferenza che avrebbero preso di mira Israele rispetto al sistema delle Nazioni Unite basato sui relatori indipendenti, Albanese ha rilasciato numerose dichiarazioni inappropriate anche in passato. Condanno le sue recenti dichiarazioni su Israele. La sua posizione è insostenibile, ha scritto Wadephul su X. Il suo omologo francese Jean-Noël Barrot aveva chiesto ieri le dimissioni ad Albanese. Ma è scomoda Albanese, quindi. Rinnovabili, le aree idonee, la Giunta si appella alla consulta, nuovo braccio di ferro con il governo, l'esecutivo Todde prepara il ricorso. Sanità, in assessorato inizia l'era Shael,
Il manager tedesco, il direttore generale, sarà il braccio destro della presidente. Regione Abbanoa via al recupero dei fondi, primo atto della complessa procedura per evitare la gara per il servizio idrico, cioè praticamente Batapito aiuto da parte della regione che non è stato dichiarato aiuti di Stato e quindi per evitare che il servizio ABA annete in gara, in bando di gara, e quindi anche in maniera che resta Tabano e quindi è una gestione collettiva del comune e della regione, la regione praticamente ritira questo apporto di Stato e in pratica che renare schiabano a deve stornare sui nari chi l'ha dato la regione può poter funzionare tutti no che poi che questo è il valido per la Sardegna è il valido ma non è il valido per l'Italia e non all'Italia a Itesinata Ferrovie dello Stato eccetera eccetera sono tutti entes che restano aiutano da essere stato ma in cui evidentemente Bana Santos in Chelu e che in questo tancamos sitte novas de oggi tancamos e non damos appuntamento torna a casa. A mezzo vedere devono a tutto da BC TV. Adioso e mezzo la classe.